Bentrovato Francesco. Ciao Stefania, ciao a tutti. Ciao. Sei tornato da meno di un mese dalla Siria dove hai visto i progetti in corso, hai visitato i vostri collaboratori in zona. Ma cosa hai visto? Com'è la situazione adesso? Rispetto alla visita dell'anno scorso, stavolta ho visto soprattutto due cose. L'incredibile capacità dei siriani di continuare a sorridere, nonostante l'immensa sofferenza di 9 anni di guerra, e di dedicarsi agli altri. I nostri collaboratori dicono: questa possibilità di donarmi agli altri è quello che mi tiene su e mi dà coraggio, che mi dà la forza per rimanere qui. È una lezione di vita per me, mi dice che la vita è sempre più forte della morte. E poi ho visto una grande stanchezza. Le persone non ce la fanno più. Questa guerra mondiale in Siria non accenna a finire, anzi, continuano gli attentati terroristici e in più c'è un'enorme crisi economica. Pensate, un impiegato o un insegnante che 10 anni fa guadagnava l'equivalente di 800 euro al mese, oggi ne guadagna 40. La corrente elettrica arriva solo qualche ora al giorno. Una famiglia oggi non ha più soldi per curarsi, vestirsi, riscaldarsi. Pensate agli ammalati cronici, non hanno soldi per acquistare le medicine e questo anche a causa dell'embargo internazionale. A tutto questo oggi si aggiunge l'emergenza coronavirus. Ho visto una popolazione stremata che dice basta, aiutateci per favore, non ce la facciamo più. Senti, ma di che cosa c'è più bisogno ora? Ti direi che c'è bisogno di tutto, ma forse mi vengono in mente tre cose. Primo, servono i medicinali per curare il cancro. Mentre eravamo lì, un signore è venuto al nostro ufficio a prendere le medicine. Nelle farmacie il prezzo di quel farmaco era passato da 8 a 13 euro negli ultimi 5 giorni. Servono protesi per i mutilati. Una ragazza colpita da un'autobomba, ad esempio, è rimasta a letto per 5 anni per mancanza di cure e di ausili. Serve la logoterapia per i bambini. Alcuni di loro non riescono più a parlare perché hanno visto i loro fratelli morire. Serve cibo, vestiti, gasolio per riscaldarsi. Secondo, c'è bisogno di ricominciare a lavorare. I siriani, sapete, avevano un alto livello di formazione professionale prima della guerra. Oggi questo capitale umano si è perso anche per l'emigrazione e c'è bisogno di ricostruirlo. Abbiamo una meravigliosa squadra di giovani idraulici, per esempio, che vogliono riprendere a lavorare e stanno riparando gratuitamente le case distrutte per le famiglie che vogliono tornare. Hanno bisogno di attrezzi e di materiale. Abbiamo giovani sarte in grado di fare abiti da sposa e hanno bisogno di macchine da cucito. Terzo, c'è bisogno di compagnia, di sostegno, di raccontare, di essere ascoltati, di non sentirsi dimenticati, insomma, c'è bisogno di sentirsi parte di una famiglia più grande. Certo, ci sembra importante in questa emergenza del coronavirus non dimenticare appunto questi fronti aperti, poter esprimere la nostra solidarietà a queste popolazioni. Quindi come possiamo continuare a farlo? Come possiamo aiutare anche da lontano? Sì, possiamo far sentire la nostra vicinanza innanzitutto, una lettera, un messaggio, un video con il cellulare, un saluto, non solo per le persone supportate dai progetti, ma anche per gli operatori stessi dei progetti, che soffrono come tutti e che si stanno donando con tutte le loro forze. Se volete potete mandare anche a noi i vostri messaggi e noi li faremo arrivare in Siria. E poi possiamo fare una comunione dei beni concreta, mettere insieme il poco che ognuno ha di superfluo e condividerlo. Da tutto il mondo è possibile far arrivare donazioni ad AMU o a FN. Sui nostri siti potete vedere come fare. Ecco qui. Noi utilizzeremo le vostre donazioni con tutto l'impegno, la cura e la trasparenza possibili, perché sappiamo che sono frutto dei piccoli sacrifici di ciascuno. Come potete vedere, ad esempio, proprio nel prossimo video che racconta il lavoro della nostra squadra di fisioterapisti in Siria. Grazie Francesco, Grazie, ciao. ciao. Muhammad ha 4 gemelli, 2 femmine e 2 maschi. Vivono in una casa modesta, solamente 2 stanze.
Muhammad ha una paralisi alla parte inferiore del corpo a seguito di una caduta dal 10° piano mentre lavorava. Per 2 anni è rimasto a casa, immobile, con una forte depressione. Poi ha incontrato un fisioterapista del progetto Katva Team, che lo ha capito, curato e ora lo incoraggia a fare gli esercizi a casa. Così il suo stato fisico sta migliorando ed è tornata la speranza. La casa diventa una palestra con attrezzi semplici ma geniali. 2 ore di esercizi al giorno con degli assistenti davvero speciali, sempre pronti ad aiutare e incoraggiare. Muhammad si sta impegnando, è tenace e oggi desidera solamente poter riprendere al più presto a lavorare. حاولنا نعيش اليوم الوحدة بين بعضنا بس تذكرنا إنه عائلتنا كبيرة. لهيك حلو نعيش مع بعض ونصلي كرمال بعض وخصوصي وقت بيكون واحد من الأعضاء مصاب بوجع. فكرنا فيكم بشكل خاص ونصلي بقوة كرمال الأوضاع والأمراض بكل